in Prima Pietro capitolo 2, dove leggeremo i primi 12 versetti. Prima Pietro capitolo 2, da 1 a 12. Dice così la parola di Dio. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia e delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono, accostandosi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disobbedienti, inciampano nella parola. A questo sono anche stati destinati, ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché, laddove parlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria al Dio nel giorno in cui Lui li visiterà. Preghiamo che il Signore possa parlarci questa sera. Signore Dio nostro, noi in questo momento ti consegniamo questo tempo di meditazione della tua parola. Ti preghiamo, Signore, di stare in mezzo a noi parlando, Signore, alla profondità del nostro cuore. Signore, la nostra anima è assetata di te, Signore. Vogliamo conoscerti, Signore. Vogliamo sapere di te. Ci sono cose, come abbiamo appena letto, Signore, che danno l'assalto alla nostra anima. Assediano, Signore, i nostri sentimenti, la nostra mente, la nostra volontà, le nostre relazioni, Signore, con il nostro prossimo. L'anima è l'obiettivo principale di Satana. Ma noi sappiamo, Signore, che tu hai fatto un'opera, Signore, salvifica in noi, che comprende tutto, Signore, il nostro essere. E vogliamo chiederti, Signore, che la nostra anima questa sera sia totalmente rinnovata dall'idea, Signore, che tu hai per le nostre vite, dal progetto che tu hai per le nostre vite. Grazie, Signore, perché siamo dei privilegiati e vogliamo allargare, Signore, questo privilegio a tutti quelli che ancora non ti conoscono personalmente. Grazie, Signore, per questa opportunità che ci dai questa sera di stare con te, nel nome di Gesù. Amen. Questa lettera è stata scritta dall'Apostolo Paolo in un momento particolare della Chiesa. La Chiesa stava penetrando negli strati sociali, no? Forse assomigliava un po' alla nostra Chiesa, no? Fra poco apriremo una Chiesa a Conegliano, stiamo penetrando negli strati sociali della città di Treviso.
e questi fratelli cominciavano a soffrire delle persecuzioni da parte chiaramente delle schiere del nemico, perché fratelli c'è una regola spirituale che ovviamente è così. Quando noi cominciamo a entrare nel terreno del nemico, perché sapete che la parola di Dio ci dice che il mondo giace nel maligno. Vi ricordate questo testo? E quindi quando noi entriamo nel campo del maligno e la Chiesa, c'è una buona notizia che la Chiesa è in attacco, non è in difesa, no? Esce fuori dalle porte della Chiesa per andare a conquistare anime che sono legate dal nemico. Ma ovviamente quando noi usciamo dalla Chiesa e cominciamo a predicare la parola di Dio e vivere la parola di Dio, il nemico attacca. E dice questo testo biblico che queste concupiscenze, che sapete chi è che accende i fuochi nella nostra anima? È sempre lui, è il nemico. Accende i fuochi, danno l'assalto alla nostra anima. E questa lettera è stata scritta dall'Apostolo Pietro alle tribù della dispersione per alimentare la loro fede, per confortare la loro fede e fare in modo che questa fede li sostenesse nel momento della difficoltà. Fratelli, fra poco cominceremo, se noi usciamo davvero dalla Chiesa come stiamo facendo, cominceremo a affrontare delle difficoltà e questa è una lettera preziosa, perché noi studiando questa lettera, e la parola più usata in questa lettera è interessante che è la parola sofferenza. Sofferenza è la parola più usata, ma noi sappiamo anche che il Signore ci sta dando delle verità meravigliose in questo testo biblico, che questa è una lettera che si chiama dai teologi, chiamata una lettera soteriologica. Che parolone, pastore. Cosa vuol dire soteriologica? Vuol dire che predica delle verità che Cristo ha già fatto dentro di noi e che noi dobbiamo alimentare e sviluppare durante tutta la nostra vita cristiana. E la prima verità che io trovo che si trova nel versetto numero 2 dice: noi dobbiamo essere come dei bambini appena nati e desiderare il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Dobbiamo essere come dei bambini, alimentandoci di che cosa? Della parola di Dio, no? È interessante come Dio organizza le cose. È stato detto già 2 volte, una dal pastore Kai, una da Jacqueline, ma sarà che noi alimentiamo la nostra fede con la Bibbia? Sarà che non arriviamo al 15 gennaio che abbiamo detto: Signore, io mi propongo quest'anno di leggere la Bibbia 4 capitoli al giorno, vedrai che alla fine dell'anno io avrò letto tutta la Bibbia, perché sapete che se si leggono 4 capitoli al giorno si arriva alla fine dell'anno leggendo tutta la parola di Dio, no? Quindi forza che possiamo farcela. Ho cominciato anch'io questo programma. Ma è interessante che la parola di Dio a volte, fratelli, ci dà fastidio. Sapete questo, no? Dice qua che se noi vogliamo crescere dobbiamo alimentarci della parola di Dio, ma prima dice una cosa interessante al versetto 1: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Ma questo nella Chiesa non esiste. Se noi non ci sbarazziamo di queste cose, non ci viene l'appetito spirituale. Sapete come quei bambini, no? Che sono intolleranti al latte della mamma. Perché? Perché c'è un problema, c'è un virus dentro di loro che non gli permette di alimentarsi e di crescere come si deve. E questo virus spirituale ha un nome qua sulla parola di Dio. Si chiamano tutti questi virus cattiveria, frode, ipocrisia, invidia, maldicenza. Dobbiamo sbarazzarci di tutte queste cose. E quando io ho chiesto: Signore, dammi un'idea chiara di cosa vuol dire tutto questo. E io mi ricordo, fratelli, il Signore mi ha ricordato un episodio di quando mia figlia era piccola, no? Mia figlia era molto creativa quando era piccola. Oggi posso dirlo perché non è qua in sala. Dopo, nelle future prediche, devo stare più attento, perché lei si offende. Allora, è interessante che i pennarelli per lei erano uno strumento di divertimento incredibile. E mi ricordo una volta che lei ha preso un pennarello indelebile, perché chiaro, non poteva essere lavato all'acqua, no? Indelebile, è partita dal muro dietro della casa, fuori, ha cominciato a girare attorno a tutto il muro della casa e è arrivata fino alla porta d'ingresso. E io quando sono uscito ho visto che lei aveva ancora il pennarello in mano e gli ho detto: Giada, ma cosa stai facendo? Io, papà, niente.
Fratelli, a volte noi siamo proprio così. Quando noi ci avviciniamo alla parola di Dio, la parola di Dio ci scruta nel profondo. Ti ricordi quel testo biblico che dice che la parola di Dio è vivente, efficace, più affilata di qualunque spada a due taglie e penetra dove? Nella divisione dell'anima e dello spirito e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. La parola di Dio, fratello, ti penetra nel profondo dell'anima. E tante volte noi diciamo, ma oggi non c'ho voglia di leggere la parola di Dio, sono troppo stanco. La nostra carne gira attorno al problema. Sai perché non abbiamo voglia di leggere la parola di Dio? Perché abbiamo paura che il Signore ci sondi nella profondità. Lui sa che siamo ipocriti. Lui lo sa. Lui sa che siamo cattivi. Tu sai di essere cattivo come me, no? Lui sa che siamo maldicenti. Sai cos'è maldicenza? Noi pensiamo che la maldicenza, fratelli, sia quella che due persone, no, parlano male di un altro. Allora, a volte teniamo chiusa la bocca, no? Ah, sai che bello quella sorella là, molto simpatica. E tu fai. Questa non è maldicenza, vero? Gente, noi abbiamo dentro di noi dei germi che dobbiamo eliminare. Dice la parola di Dio, usa una parola interessante, sbarazzarci. Cioè vuol dire buttare via questa cosa qua, separarsi, portare alla discarica. E tu hai una discarica molto interessante che si chiama croce. Quando tu arrivi al Golgota e scarichi tutto quello che tu hai dentro, tu cominci a avere fame della parola di Dio. E cos'è la conseguenza? Che tu comincerai a crescere nella parola del Signore. Molto bello questo. Ci sono stati uomini, fratelli, che hanno dato la parola, dato la vita per la parola di Dio. Un riformatore del XIV secolo che si chiama Jan Hus, chi è che conosce? Nessuno. Interessante perché questo uomo è stato un precursore della riforma, ha dato la sua vita perché ha tradotto la Bibbia dal latino alla lingua olandese, ok? Ma non gli stava bene a nessuno. E guarda cosa ha detto. Perciò, fedele cristiano, cerca la verità, ascolta la verità, apprendi la verità, ama la verità, di la verità, attieniti alla verità, difendi la verità fino alla morte, perché la verità ti farà libero dal peccato, dal demonio, dalla morte dell'anima e in ultima analisi dalla morte eterna. Fratello, quando tu apri la parola di Dio, fai un incontro personale con Dio. Non trascurare di crescere nella vita spirituale, perché il Signore vuole che noi cresciamo. Io non capisco, e ve lo dico con tutto il cuore, specialmente, ma tutti i cristiani, ma specialmente un leader che non studia la parola di Dio. Secondo te, che cosa può liderare? Sei d'accordo con me? Se tu non hai fame della parola di Dio, fratello, c'è un problema che tu devi risolvere. Ma il Signore dice, siate come bambini nati oggi, desiderando il puro latte spirituale della parola di Dio, no? C'era una cosa molto bella che mio figlio faceva appena nato, questa me la ricorderò sempre. Quando aveva fame, no? Proprio i primi pasti che lui faceva appena nato, lui cominciava a agitarsi, e poi appena il seno entrava nella sua bocca lui faceva Ma così, fratello, quando noi siamo agitati nella vita, apriamo la parola di Dio e il Signore comincia a amministrare il nostro cuore, noi cominciamo a rilassarci. Dove non c'è la parola di Dio c'è una profonda ansietà di vivere. E l'ansietà è la malattia del XXI secolo. Vogliamo avere tutto sotto controllo, no? Quando tu invece sei alla presenza di Dio, abbiamo cantato, no? Voglio stare con te alla tua presenza, ascoltando chi tu sei e cosa puoi fare nella mia vita. Fratello, prendi la tua Bibbia, perché ogni volta che la apri non è un libro normale, questo è fare un incontro personale con Lui. E questo è bellissimo.
il Signore ci dà questa opportunità. Punto numero 2. Dice che noi dobbiamo accostarci. Mamma mia, ho 7 punti, io non so come farò. Mi riprendo tutto quello di 31, quello che mi hai tolto tu, stasera me lo riprendo. Dice che dobbiamo accostarci a Lui, pietra vivente, e poi al versetto 3 dice: anche voi come pietre viventi siete stati edificati per formare una casa spirituale. Noi siamo, fratelli, delle pietre viventi. È interessante, hai mai visto un mattone come è fatto? Bellissimo, no? Un mattone? Quadrato, brutto, rettangolare, va bene, ok. Rettangolare, brutto, sporco, a volte scheggiato. Ma sai una cosa interessante? Tu prova a mettere un mattone sopra l'altro, un mattone vicino all'altro, incollali per bene, no? Io sono andato, la prima volta che ho visitato Treviso, il centro di Treviso, ho visto Piazza dei Signori, si chiama Piazza dei Signori, quell'edificio lì, ho detto, wow, che meraviglia! Sai di cosa è fatto? I mattoni. Uno a fianco all'altro, uno sopra l'altro, tenendosi stretti, no? Dal cemento. E oggi quell'edificio lì resiste fino ad oggi. Quanti secoli ha? 700, 7 secoli, più o meno, è del 1300 mi sembra, no? Ma resiste. Piogge sono arrivate, tempeste sono arrivate, inondazioni sono arrivate, guerre sono arrivate, ma l'edificio resiste. E fratelli, quando Pietro pensava a mattoni uno sopra l'altro, noi come pietre viventi, sapete cosa pensava? Al Tempio, no? Al Tempio dove gli ebrei andavano ad adorare. E quando noi, fratelli, siamo insieme e questi mattoni sono attaccati l'uno all'altro, uno sopra l'altro, messi nel modo corretto, come un muratore ha in mente, come un ingegnere ha in mente, questi mattoni fanno un tempio, un edificio dove il Signore va ad abitare e tu senti. Allora, la sorella Franca è venuta, posso dire questo, no? Non ti svergognerà di sicuro. Sono stata 3 giorni in montagna, non vedevo l'ora di tornare e stasera mi sento proprio a casa mia. La mia casa spirituale, fratelli, sai perché? Dove tu puoi adorare il Signore in questo modo. La comunità dei credenti riunita, tutti i mattoni uno sopra l'altro. Nella testa di Pietro c'era il Tempio dove gli ebrei si trovavano e lo Spirito di Dio riempiva il Tempio e un'adorazione, una cosa che ti esplode da dentro verso fuori. Io ero lì che quasi piangevo. Io non mi piace tanto farmi vedere, io sono un maschietto, ok? Non mi piace tanto farmi vedere che piango in pubblico, ma ogni tanto succede. Ma mi veniva da piangere, ma non di tristezza, ma di gioia. Ho detto, Signore, tu sei qua stasera. Io sento la tua presenza in un modo diverso dal solito. C'era un'adorazione stasera, fratelli, meravigliosa, meravigliosa. E quando noi siamo qua, noi sentiamo il caldo, no? dello Spirito di Dio, di questo fuoco invisibile che si è posato sulla testa dei discepoli a Pentecoste, ma oggi è invisibile, ma il calore lo senti lo stesso. Allora è una cosa che ti viene da dentro, tu ringrazi Dio per quello che Lui è, tu ringrazi Dio per quello che Lui fa e anche quando non fa per quello che Lui è. E tu vuoi stare in quel posto, perché? Perché dove c'è Dio, dove ci sono i fratelli riuniti insieme, c'è quel fuoco santo che si chiama Spirito Santo che ti fa esplodere il cuore di amore per il Signore. Questo è stare insieme. Fratelli, secondo voi la gente di fuori che cosa vuole vedere? Una bella lode, vuole vedere una predica tecnica, vuole vedere la sala ben addobbata, è questo che vuole vedere, secondo voi? Io credo che secondo la parola di Dio, da quello che capisco dalla parola di Dio, vuole vedere un popolo che adora un Dio invisibile che non può spiegare, ma che sente che è diverso dal solito. Sei d'accordo con me? Perché, fratelli, noi siamo nati per adorare, quando noi adoriamo siamo nel centro della volontà di Dio. E quando una chiesa adora succedono delle cose incredibili. C'è un testo fantastico, io ti invito, non ti dico neanche che capitolo è del Vecchio Testamento, perché così lo vai a cercare.
quando Salomone ha consacrato il Tempio, che il Tempio è stato finito, tutto il popolo ha pregato, lui ha fatto dei sacrifici, lui ha riunito il popolo per 14 giorni, hanno fatto festa e lo Spirito di Dio è sceso sul Tempio, gente. Era una cosa che non succedeva da secoli, ok? Tu desidereresti una chiesa dove tu vai dentro e dici, wow, stasera vado in chiesa, vado là ad adorare il mio Signore insieme ai miei fratelli. Io vorrei una chiesa così. Ma tante volte ne facciamo, anche stasera devo andare. Ieri sera io sono andato a dormire a Marghera, no? C'è un piccolo appartamentino. Sono entrato, io in realtà dovevo andare oggi, stasera, e là c'è il nostro fratello Roberto, no? Che regola il termostato. E mi ha chiamato qualche giorno prima e ha detto, devo regolare il termostato, quando è che arrivi? Sabato, ma sono andato venerdì. Fratelli, sono entrato, c'erano 13 gradi e mezzo. Io ho cercato di mettermi sotto le coperte, no? Ma allora, avevo maglione, camicia, gilet, poi ho pensato anche di mettermi giubbino, calze di lana, avevo questi pantaloni, non mi vergogno a dirlo. Ma a un certo punto, magicamente, non so, forse ha pensato bene, a 10:30 comincio a sentire un rumore strano nei termosifoni, no? Mi sono avvicinato, ho messo la mano, era bollente, ho detto, Signore, grazie. È successo un miracolo, fratelli, a volte il nostro termosifone è qua a fianco, sono i nostri fratelli. Tu sei lì al freddo che patisci, no? E dici, mamma mia, come uscirò da questo problema? Ma che freddo che sento nella mia vita, nella mia anima. Tu entri in chiesa, senti il calore della chiesa, dell'adorazione, la presenza di Dio, dove? Nei tuoi fratelli. Ed è lì che tu devi stare, che io e te dobbiamo stare. Come fanno a scaldarsi i pinguini al Polo Nord? Un grande cerchio e tutti assieme, no? E sai una cosa? Che i pinguini più anziani, questa non è una bugia, è scienza. È stato studiato che i pinguini più anziani sono quelli attorno, i pinguini più deboli e quelli più giovani sono al centro. Perché? Perché gli anziani sanno che devono scaldare e proteggere tutto il branco. Ok? Avete capito? Noi siamo delle pietre viventi. Noi siamo una stirpe eletta, dice. Anzi, sì, prima partiamo da questa. Siete una stirpe eletta, versetto 9. Ce ne sarebbe stato un altro, non so perché l'ho messa qua, ma va bene, lo leggiamo dopo. Siete una stirpe eletta. Che cos'è una stirpe, fratelli? Una genealogia. Se tu mi chiedessi oggi quali sono i miei testi biblici preferiti, sai cosa sono le genealogie? Dove ci sono quelle lunghe liste di nomi. Ma non sto dicendo bugie, fratelli, davvero. Io mi leggo Matteo 1 e esplodo di gioia. E adesso vi spiego anche il perché. La genealogia di Matteo, capitolo 1 di Matteo, ci sono 42 nomi, ok? Perché questa è la genealogia di Gesù. Per arrivare a spiegare chi Gesù era, ok? Questo autore, che è uno degli autori, uno degli evangelisti, uno degli apostoli di Gesù, ha scritto questa lunga genealogia, ok? 42 nomi. Se tu leggi, la maggior parte dei nomi che si trova lì sono quasi nomi sconosciuti. C'è qualche nome famoso, no? Abramo, Davide, Giacobbe, ma la maggior parte dei nomi sono sconosciuti. Tu devi proprio andare a cercare nella Bibbia chi sono queste persone, cosa hanno fatto. A volte non c'è neanche scritto chi sono, ok? È semplicemente un nome registrato. Ma fratelli, voi sapete quanto sono importanti questi nomi per Dio? Questi nomi hanno fatto arrivare Gesù all'esistenza, ma io voglio andare più avanti di questa genealogia. Arrivo a Gesù e da Gesù in poi continua una genealogia. E sai chi sono questi? Chi è questa stirpe eletta? Siamo noi.
vuol dire che il mio nome e il tuo nome, non il mio solo, ma il tuo nome è scritto nel libro di Dio come una stirpe eletta. Dio ti ha scelto, fratello, per fare un'opera in questo mondo meravigliosa. Tu esisti e non c'è un altro essere umano uguale, identico a te. Lo sai o no? Ci sono i fiocchi di neve che cadono a miliardi, non ce n'è uno uguale all'altro, e un fiocco di neve è un cristallo semplice. Noi abbiamo miliardi di cellule dentro di noi e non c'è un essere umano uguale a noi. E noi siamo delle creature meravigliose, dice Dio che noi siamo una stirpe eletta. Quando Dio andrà a leggere il libro della vita, dirà, Sandro, ok, sei qua, vieni figlio mio, perché tu sei uno dei miei. Io ti ho scelto prima che tu nascessi per fare questo lavoro. Tu sei stato scelto da Dio prima ancora di nascere per fare quel lavoro che stai facendo. A volte noi fratelli troviamo milioni di scuse per non fare quello che Dio ci ha chiesto di fare. E se io sfido, e questa è una statistica, a trovare 5 lati positivi del tuo carattere e 5 lati negativi, io sono sicuro, perché è statistico e provato dalla matematica, che tu troverai 7 difetti e 3 solo lati positivi. Perché noi abbiamo una pessima immagine di noi stessi e tante volte diciamo, Signore, io non sono adatto a fare questo lavoro. Io adesso dirò una cosa che a chi arriva sicuramente sa. C'è una sorella che tutte le volte che prepara da mangiare dice, ma questa cosa non è buona come vorrei. Gente, io ho mangiato le lasagne preparate da questa sorella, sono fantastiche. Vero Patrizia? Ma perché? Perché noi non pensiamo che noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio? Ma tu ti rendi conto cosa c'è dentro di te? Tu sei una stirpe eletta, il Signore ti ha scelto come una persona speciale in mezzo al mondo, ti ha pescato e ti ha messo dentro nella Chiesa per fare un'opera che solo tu puoi fare. E quando il Signore si arrabbia, gente, vi ricordate della storia di Giona? Giona, io ho scelto te per andare a Ninive a predicare. E lui ha detto, però io voglio andare a Tarsis. Ok, io ti mando la tempesta e poi ti butto dentro nel ventre del pesce. Gente, Dio ci perseguita delle volte. E Dio vuole te, non vuole un altro. Perché con le tue caratteristiche non esiste nessun altro. E quando Dio andrà a leggere nell'elenco dei nomi, troverà il mio e dirà, figlio, però tante volte mi hai detto di no. Perché? Che tu fai parte della mia lista. Avete capito? Dio ti ha scelto per un'opera che solo tu, questa terra, puoi fare perché non esiste un altro uguale a te. Tu sei un'opera d'arte di Dio. Sei una stirpe eletta. Hai il DNA di Cristo che scorre nelle tue vene. Tu sei fatto immagine e somiglianza di Dio. Questa è la verità che io trovo scritta in questa parola. Noi siamo una stirpe eletta, noi siamo un sacerdozio reale, dice la parola di Dio. Un sacerdozio reale. E non dice solo un sacerdozio, ma un sacerdozio reale. Sapete chi erano i sacerdoti nel Vecchio Testamento? Erano quelli che amministravano le debolezze degli uomini, le portavano alla presenza di Dio affinché fossero risolte. Okay? I sacerdoti erano quelli che accoglievano i peccatori che arrivavano all'ingresso del Tempio o all'ingresso della tenda di convegno ancora ai tempi di Mosè, prendevano l'animale del sacrificio, sacrificavano l'animale e poi portavano il sangue alla presenza di Dio perché la persona potesse essere purificata. Allora, cosa vuol dire oggi questo nel tempo moderno? Allora noi, fratelli, abbiamo il privilegio come sacerdoti di Cristo, è questo che c'è scritto qua, di portare le debolezze degli uomini alla presenza di Dio affinché siano guariti. Oggi qua c'è stato un concerto, i ragazzi erano qua, c'è stato un concerto del fratello Shock, è stata una testimonianza bellissima. Questo fratello ha testimoniato diverse volte a me che c'erano delle persone che pregavano incessantemente per lui, perché lui era un tossicodipendente, ok? Che si drogava con la mamma. Cioè, vi immaginate i traumi che portava questo ragazzo? Ma c'erano dei sacerdoti che hanno preso la sua vita e l'hanno costantemente portata alla presenza di Dio
e la sua anima è guarita e oggi lui è un testimone della parola di Dio che gira in tutto il mondo. Allora io e te, fratello, come sacerdoti reali abbiamo la capacità e la possibilità di prendere nella barella le persone che sono fuori nel mondo, cominciare a intercedere per loro e vedere queste vite che si trasformano grazie alla nostra intercessione. Avete capito? Tu hai la possibilità, c'è un testo nel Nuovo Testamento bellissimo. Vi ricordate quell'uomo che era invalido da 38 anni e non si poteva muovere, era completamente infermo, no? Aveva una malattia degenerativa dei muscoli del corpo, ma dice questo testo che a un certo punto c'erano 2 persone che l'hanno preso in una barella e c'era una folla enorme, Gesù metti che fosse stato, non so, tipo alla fine della chiesa, no? E loro non riuscivano a passare con la barella. Sapete cosa hanno fatto? Si sono inventati un modo, sono andati sul tetto, hanno aperto il tetto, hanno squarciato il tetto, hanno calato la barella ai piedi di Gesù e Gesù ha visto questo e ha detto: ho visto la vostra fede, tu sei perdonato. E quell'uomo è stato guarito perché questi barellieri si sono preoccupati di portare quest'uomo malato alla presenza di Gesù. Fratelli, quando noi ci mettiamo d'accordo per pregare per una persona che è invalida spiritualmente parlando, immobile, presa completamente dal nemico, e noi insistiamo alla presenza di Dio, noi la portiamo alla presenza di Dio e Dio la guarisce. Noi siamo sacerdoti reali, gente, siamo alla presenza del Re. E Dio ci dà questa possibilità e questa capacità di fare questo e a volte noi siamo pigri per pregare. Pigri per pregare, gente. Treviso è la città con più alto tasso di suicidi adolescenziali d'Italia. Lo sapevate? Io quando ho ricevuto la notizia il 31 dicembre che un altro ragazzo si era suicidato, prima del culto mi sono sconvolto. Io ho 2 figli adolescenti. Ho detto: Signore, cosa posso fare per questi ragazzi? E il Signore mi ha detto: comincia a pregare, perché nel mondo spirituale l'unica cosa che adesso voi potete fare è pregare, portare ai piedi del Signore questi ragazzi e dire: Signore, fai qualcosa, sei tu che guarisci, io posso solo portarli, ma dobbiamo portarli, gente. Io ho cominciato a pregare che non ci sia più un suicidio adolescenziale a Treviso. Io ho cominciato a pregare, fallo anche tu, per favore, perché noi abbiamo questa grande opportunità che il Signore ci ha dato di portare questi ragazzi alla presenza di Dio. Loro sono degli invalidi spirituali, ma noi abbiamo un grande Dio che può guarire qualsiasi malattia. Io sono convinto di questo. Noi siamo un sacerdozio reale, noi siamo una gente santa, dice la parola di Dio. Gente santa. Cos'è santità, fratelli? Santità è purezza. Santità è dedicare quello che io sono al Signore. E Dio guarda noi e ci dice: io ho un popolo santo. Ma è interessante che la parola di Dio dice anche: santificatevi perché io sono santo. Ma allora com'è sta storia? Io sono santo ma mi devo anche santificare? E certo, perché Dio ci vede con gli occhi di Cristo, perfetti, ma noi abbiamo un percorso da fare. E quando Dio ci dice di essere santi, che noi siamo un popolo santo, significa che noi dobbiamo dedicare tutto quello che noi siamo al Signore. Il nostro corpo, la nostra mente, la nostra volontà, i nostri sentimenti, le nostre relazioni, noi dobbiamo consegnare completamente al Signore. E c'è un testo nel Vecchio Testamento che è bellissimo, fratelli. Anche questo lo andrete a cercare, non ve lo dico cos'è. Quando Dio doveva dare le tavole della legge a Mosè, e Dio ha chiesto: Mosè, fa santificare tutto il popolo, perché io voglio domani fare delle meraviglie in mezzo a voi. E Mosè ha detto al popolo: santificatevi. Loro hanno smesso di fare alcune cose, hanno cercato di consacrarsi al Signore, e dopo un certo periodo di tempo tu vedi una scena bellissima, che loro si avvicinano al monte dove Dio doveva dare le tavole della legge, ok?
E dice la parola del Signore che a un certo punto gli anziani che si sono avvicinati al monte dove c'era Dio hanno visto con i loro occhi il Signore su un piano di cristallo completamente trasparente. Allora, quando noi ci santifichiamo, fratelli, sapete cosa succede? Che noi vediamo Dio operare nella nostra vita, lo vediamo con i nostri occhi spirituali. Perché se non mi sbaglio c'è anche una beatitudine che dice: beati puri di cuore perché essi vedranno Dio. Ma vedere Dio, fratelli, è dire: è qua, mi unisco a Lui, è veramente, lo sto vedendo, agire. Tu vuoi vedere Dio agire nella tua vita con i tuoi occhi? Tu devi santificarti. Devi lasciare da parte tutto quello che è sporcizia, tutto quello che non fa parte del regno di Dio e tutto quello che ti dà peso nella vita, perché Dio vuole che tu veda Lui operare chiaramente nella tua vita, nella tua famiglia, in tutto quello che è parte dell'amministrazione giornaliera del tuo vivere quotidiano. Io mi voglio fermare qua. Penso di averne dette abbastanza stasera. Tu vuoi essere parte di questo piano? Io credo che Dio ci abbia trasmesso questa sera quello che Lui vede di noi, ma noi dobbiamo pensare come Lui pensa, dobbiamo vederlo allo stesso modo, dobbiamo sentirci una stirpe eletta, dobbiamo sentirci dei bambini che hanno appetito della parola di Dio, dobbiamo sentirci dei sacerdoti che hanno il privilegio di portare anime dal mondo ai piedi del Signore. Questo dobbiamo sentire di essere. E che il Signore possa darci veramente la capacità di servirlo fino in fondo. Vi voglio solo rileggere l'ultimo versetto che è molto interessante di questo testo. La mia speranza, e spero che sia anche la tua speranza, è che un giorno succeda veramente quello che c'è nell'ultima parte di questo versetto biblico. Dice: avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove parlano di voi chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Dio visiterà le persone con cui tu hai a che fare tutti i giorni, ma se noi abbiamo questo obiettivo che abbiamo imparato questa sera, un giorno queste persone diranno: quella persona è diversa perché Dio è presente nella sua vita. Tu vuoi questo? Preghiamo insieme. Signore, in questo momento noi ti vogliamo ringraziare, Padre, perché tu questa sera ci hai comunicato quello che tu pensi di noi, quello che tu vedi in noi, Signore, perché come un Dio che non fa un'opera a metà, ma che fa un'opera perfetta in noi, tu vedi già il risultato finale di questa opera che è in noi. Ma anche noi, Signore, per fede dobbiamo credere a questo. Tante volte, Signore, noi diciamo no a te, perché ci nascondiamo dietro quelle convinzioni che ci dicono che noi siamo incapaci di fare la tua opera, siamo indegni di fare la tua opera, siamo troppo stanchi, siamo troppo occupati, siamo troppo tutto. Ma quando noi abbiamo questa base dentro di noi, Signore, che noi dobbiamo accettare per fede, perché sono i tuoi pensieri non si possono pensare e credere in modo logico, ma per fede, Signore. C'è scritto nella tua parola che noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio. Signore, dentro di noi c'è un'opera meravigliosa, Signore, perfetta. Signore, che la tua Chiesa possa davvero credere, Signore, a quello che tu hai già fatto per noi.
Io ti chiedo, Signore, che la tua Chiesa possa uscire, Signore, completamente dalle proprie paure, dalle proprie barriere, dalle proprie porte, Signore, per testimoniare con coraggio, Signore, a questo messaggio meraviglioso che è racchiuso in questo libro, che è la tua parola viva, Signore. Signore, benedici il tuo popolo con questa convinzione profonda che viene dal tuo Spirito. E che noi possiamo essere dei testimoni, Signore, fedeli, Signore, di quello che tu sei. Io voglio chiedere alla Chiesa di pregare in modo personale in questo momento al Signore, chiedendo al Signore di aiutarci a fare questi passi di fede. Signore, io voglio servirti, voglio essere un bambino che aspira e ama conoscere ogni giorno di più attraverso la tua parola. Io voglio essere un sommo sacerdote, un sacerdote regale che ha a cuore, ha appeso le anime di coloro che sono perduti. Io voglio essere una stirpe eletta, io voglio che il mio nome sia scritto nel tuo libro, Signore. Non per la salvezza, perché la salvezza ce l'ho, ma voglio che il mio nome sia registrato lì come un nome santo. Io voglio essere una persona santa, Signore, che lascia da parte tutte le sporcizie dell'anima per poter camminare con te. Aiutami, Signore. Aiutami a fare questo, perché so che è l'unica via che io posso prendere, perché la mia vita sia una vita piena di soddisfazione spirituale e vedendo la tua